Questa sera è il quarto appuntamento della nostra rassegna Este Musica, che è una rassegna concertistica prodotta, organizzata dal Liceo Musicale, dalla sezione musicale del nostro liceo Isabella d'Este di Mantova. E siamo al quarto appuntamento con un concerto particolarmente sentito e significativo, in quanto protagonisti saranno nostri tre ex allievi, tre eccellenze. Sono state tre eccellenze del nostro liceo, diplomatisi nel 2020 e nel 2021. E questi tre ragazzi adesso stanno proseguendo il loro cammino intrapreso nel nostro liceo presso i conservatori di Parma e di Verona, con grande profitto. Sono ragazzi che hanno coltivato la loro passione e scoperto profondamente i loro talenti e le loro attitudini durante il percorso quinquennale del nostro liceo musicale. Il liceo musicale di Isabella d'Este mi ha formato, mi ha lanciato, per poi una futura carriera. Sono stati molto importanti questi 5 anni da tutti i punti di vista degli ambiti musicali. Poi questa sera presenterò un brano di Marc Delmas che si chiama Fantasie Italienne, è un brano del 1921 francese, composto apposta per clarinetto e pianoforte. Consiglio a tutti, appunto, che sono appassionati di musica e vogliono provare a lanciare una possibile carriera di frequentare il liceo. La scelta del clarinetto è nata un attimo dal caso, diciamo. Però subito mi è nata quella passione a cui mi ha portato a iscrivermi al Liceo Musicale Isabella d'Este di Mantova, dove ho avuto la fortuna di trovare persone altamente professionali che appunto ci hanno permesso di costruire il nostro percorso sia umano che artistico, diciamo. Dopo il liceo ho proseguito gli studi in ambito musicale e adesso studio al Conservatorio di Parma con il maestro Vincenzo Gallo. Stasera presenterò un brano per flauto e pianoforte di Pergolesi in sol maggiore e un brano di Debussy che è Syrinx, uno dei più importanti scritti per flauto. È una commistione di giovani e di professionisti, musicisti, con programmi molto interessanti, essenzialmente di musica da camera, e si concluderà a maggio la nostra stagione. Ci saranno praticamente un appuntamento ogni mese, se non di più, e a maggio nel cortile d'onore di Palazzo Te una grande esecuzione di serenate per fiati. E vorrei citare anche la collaborazione con Mantova Musica, quindi con una realtà di organizzazione concertistica, Mantova Musica Eterotropie, in particolare col professor Leonardo Zunica, che è pure docente del nostro liceo, e in collaborazione con la quale associazione ci saranno 3 appuntamenti presso l'auditorium del Conservatorio Campiani.